Piazza Lena e Piazza San Giuseppe, nuove realtà ancora da digerire per molti agrigentini. Si tratta di 2 dei 4 interventi di riqualificazione urbana in chiave moderno-artistica realizzati con fondi europei tramite un concorso di idee. Nel progetto, che prevede 4 piazze riconducibili ai 4 elementi di Empedocle, dovrebbero essere inserite anche Piazza Municipio e Piazza Gallo. Il via libera ai lavori era stato dato dalla precedente amministrazione, l'attuale ha completato l'iter per le installazioni artistiche che sono state affidate tramite una commissione all'artista Silvio Benedetto. Questi i commenti degli agrigentini. Ma a me mi sembra meglio di esserci il posteggio, che c'erano sempre chiacchiere qua. Chi voleva posteggiare, chi posteggiava male, invece così uno, ora che viene l'estate, si siede lì e prende un po' di sole. Adesso invece è più elegantina, a me piace così poi. Le piace più adesso oppure no? Ma insomma, che prima forse meglio era. Un suo parere su queste 2 piazze? No, a me non piacciono, ma sono senza voce. Bellina. Io la prima volta che la vedo, non so. Per me non si addice qua alla strada vecchia che era una volta, no? Un suo parere sulle piazze, queste 2 nuove? Sulle queste nuove che hanno fatto? Sì. Intanto hanno sbagliato pure di fare i pozzetti dell'acqua. Se vedete sono piccolini qua. Come si attoppano questi? Secondo lei non vanno bene? No, certo che non vanno bene. Come fanno? Quando piove tutta l'acqua che scende tutta di qua, se ne va per mezza strada. E poi mancano dei pianti, delle sedie dove sedersi le persone. Hanno fatto un albero, dovevano mettere qua, un albero di olivo di nascosto qua dietro, che non serve a niente perché non lo vede nessuno, che c'è questo coso che hanno fatto qua, viene messo qua, nascosto. Questo albero deve essere al centro. Poi un'altra cosa, dove c'è una chiesa antica, bellissima, hanno fatto dei mattoni bianchi che potevano fare altro colore più scuro, più grezzo, più tante cose. Troppo moderne, insomma. Troppo, che fa pure, non è bello questo colore, non dice niente. Più che altro lo spazio, essendo uno spazi piccoli, sono delle rappresentazioni che riducono lo spazio che potrebbero essere utilizzate per altri eventi, il discorso, visto che abbiamo piazze molto piccole. Che ne pensa delle 2 piazze nuove? Bellissime. Le piacciono? Sì.